Benvenuti, oggi è domenica 17 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.23. La luna sorge alle 20.48 e cala alle 8.55. Oggi si celebra San Adriana. Il nome Adriana viene dal latino e significa abitante di Adria, comune del Veneto, da cui prende il suo nome anche il mare Adriatico. Il suo numero fortunato è il 6, il colore il blu, la pietra è il topazio, mentre il metallo è l'oro. Le luci sono spente, non c'è nessun rumore, eppure la vostra testa continua a frullare e non potete fare a meno di rigirarvi nel letto. Ecco, ho un rimedio per voi. Tutti sanno che bere la camomilla prima di andare a dormire concilia il sonno, ma a fare la differenza può essere l'aggiunta di un paio di foglie di alloro in infusione. L'alloro infatti è un valido alleato per aiutare la digestione e favorire la distensione intestinale. Spegne 48 candeline oggi Alessandro Siani, pseudonimo di Alessandro Esposito. La decisione di usare il cognome d'arte Siani pare sia un omaggio dell'attore nei confronti del giornalista partenopeo Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra. Attore, regista, cabarettista, deve il suo successo a film come Benvenuti al Sud e Il principe abusivo, diretto ed interpretato da lui stesso. Compie invece 55 anni Anastacia, cantautrice, compositrice e produttrice discografica statunitense. Ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando pubblico e critica con la sua voce nera, in grado di spaziare dal pop al rhythm and blues. Ha inciso brani di successo come One Day in Your Life e I Belong to You in coppia con Eros Ramazzotti. Infine buon compleanno a Joe Bastianic per i suoi 55 anni. Sin da piccolo si nutre di gastronomia, settore nel quale inizia un'importante carriera dopo un breve passaggio nel mondo finanziario di Wall Street. Famoso restaurant man, ma anche noto volto televisivo grazie al successo di MasterChef. Nel 2023 vince la 10ª edizione di Pechino Express in coppia con Andrea Belfiore. Era passato da poco mezzogiorno. Un potente botto rimbomba su Kabul, scatenando l'inferno. Una pattuglia italiana su 2 veicoli sta transitando in una delle strade principali della capitale afghana. Un'auto con a bordo circa 150 kg di esplosivo affianca il convoglio e lo fa esplodere. Nell'attentato, a pochi passi dall'aeroporto, hanno perso la vita 6 paracadutisti della Folgore. Altri 4 militari sono rimasti feriti. È capitato a tutti di svegliarsi dopo un bellissimo sogno e non riuscire a ricordare bene tutti i dettagli. A quanto pare, appena 5 minuti dopo il risveglio, la metà del sogno svanisce, mentre dopo soli 10 minuti, oltre il 90% viene completamente dimenticato. Qual è la soluzione? Basta trascrivere ciò che si è sognato non appena si aprono gli occhi. Questo è l'unico metodo per conservarne il ricordo. Ritorniamo a sognare con le stelle del nostro Marco Amato. Buona domenica ai 12, oggi la giornata è splendida, Luna e Marte congiunti in Bilancia assicurano una domenica di divertimento, di raffinatezze e anche di ripresa di alcune attività che non sono solo quelle professionali ovviamente. Ariete, ancora in opposizione Luna e Marte, ma che vi riconducono all'esigenza di avere più tempo per voi, le passioni ed il partner. Toro, la vostra domenica si conclude molto bene perché in serata potreste avere delle splendide notizie che riguardano un po' una soluzione, ma soprattutto con il partner siete riusciti a chiarire qualcosa di importante. Gemelli, stupendo questo trigono di Luna e di Marte che accende un nuovo gioco passionale in cui sembrate molto divertiti, anche se a volte siete un po' stancanti a livello cerebrale. Cancro, la giornata di oggi prevede Luna e Marte in quadratura strettamente congiunti e sono da evitare le discussioni in famiglia o con gli amici di sempre. Il vostro nervosismo oggi non deve intaccare la qualità dei vostri rapporti. Leone, giornata molto intensa, visto che la bella Venere ospita nei vostri gradi, si rimette in intesa con Marte e Luna, dandovi quella spinta passionale che vi farà ritagliare il momento ideale tra voi e il partner o vi farà incontrare, se siete single, la persona giusta. Vergine, giornata molto intensa e interessante oggi, anche se potrete essere venuti
a sapere di qualcosa di spiacevole che riguarda qualcuno a cui tenete, oggi vi farete in 4 per spostare i pensieri verso una certa positività. Probabilmente la fine delle cose a volte può esservi a voi congeniale in termini di liberazione da qualche ostacolo. Bilancia, giornata interessantissima, visto che siete i padroni dello zodiaco, i più belli, i più sensuali oggi. Questa stretta congiunzione di Luna e Marte che inaugura la giornata vi rende molto padroni delle vostre azioni. Oggi probabilmente potrete prendere la situazione in mano e decidere per tutti, anche dei familiari. Una domenica di grande e intensa programmaticità. Scorpione. Assolutamente più compensati e molto più divertiti da un weekend che è sembrato molto più divertente e congeniale del solito. Continua nonostante tutto il bailam che riguarda l'opposizione di Giove e Urano, che vi pone sempre delle variazio e che non lascia niente di intatto tranne il vostro cuore e la vostra capacità di amare, quindi usate quella. Sagittario, giornata molto piacevole, il toccasana del weekend è sicuramente quello che ci voleva per riposare, per accettare tutta una serie di consapevolezze e per rendervi di nuovo pronti all'amore e alla passione con persone e referenti nuovi. Anche nei rapporti amicali si cambia completamente direzione. Capricorno, giornata di quadratura molto intensa, Luna e Marte ancora vi obbligano necessariamente a rivedere i conti o a fare qualche calcolo. Seppure la settimana vi ha regalato tanto, questo weekend è un po' un weekend di clausura. Qualche lite in famiglia può rendersi spontanea proprio perché Luna e Marte congiunti sono scatenatori di alterchi facili, ma nulla di grave e di irrisolvibile. Acquario, passionalissimi ed intensi come voi, come i vostri fratelli d'aria, oggi non potete proprio dire di no, accetterete un invito e dalla mattina fino alla sera sarà un turbinio di gente da vedere, di cose da fare e soprattutto di persone che vi adoreranno per la vostra affascinante seduttività dialettica. Pesci, giornata molto bella per voi che vi lascia il cielo un po' più sgombro da tutta una serie di faccende. Mercurio è pericolosamente ancora in opposizione con Saturno. Le stelle vi consigliano di non tirare fuori discorsi che non siano leggeri e piacevoli o rischiate di generare un ennesimo alterco. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Dopo 10 anni e 10 miliardi di dollari per il suo completamento, il 17 settembre 1976 la NASA presenta in California lo Space Shuttle Enterprise, una vera e propria rivoluzione che cambiò il modo di viaggiare nello spazio. L'Inghilterra, si sa, è famosa in tutto il mondo per il suo clima grigio, sempre piovoso, e la pioggia ha un ruolo fondamentale in ogni aspetto della loro vita, anche nei modi di dire. Per indicare infatti qualcosa di perfetto, che si trova in splendida forma o in condizioni impeccabili, gli inglesi utilizzano l'espressione as right as rain. Insomma, se per loro la pioggia è perfetta, insomma, chi siamo noi per giudicare? Vi siete persi le ultime puntate del Almanacco? Non preoccupatevi, potete sempre recuperare ogni episodio direttamente su YouTube al canale Sicilia Play. Tutti sappiamo che gli Stati Uniti d'America sono una repubblica. Tuttavia, pochi sanno che per un periodo ci fu un uomo che si proclamò imperatore e protettore del Messico, Joshua Abraham Norton, poi conosciuto con il nome Norton I. L'imperatore deve l'inizio della sua carriera ad un giornale che decise di pubblicare l'editto in cui Joshua si dichiarava tale, aiutandolo a far decollare la sua carriera. Con il tempo i cittadini iniziarono a volergli bene e a rispettarlo. Addirittura una volta un poliziotto lo arrestò e la comunità si mobilitò in massa per farlo scarcerare. Chi fosse realmente Norton è un mistero. Un soggetto affetto da disturbi mentali o un vero imperatore? Ci salutiamo con la frase del giorno. Il miglior afrodisiaco per una donna sono le parole. Arrivederci a domani, un saluto dalla vostra Naomi.